Nell'ambito delle iniziative dell'Istituto Leonardo, oggi incontro con il procuratore di Agrigento alla vigilia di quello che è successo il 23 maggio. Oggi anticipiamo per motivi organizzativi la celebrazione della giornata del 23 maggio, una giornata di memoria e di impegno che oggi il Liceo Leonardo ha voluto ricordare creando, avviando le Agorà del Leonardo. I ragazzi di fatto si stanno esprimendo all'interno di uno spazio che è fisico ma anche virtuale, in cui hanno la possibilità di dibattere in maniera aperta e democratica sui temi che fanno riferimento innanzitutto alla giustizia, al concetto di giustizia, come viene percepito da loro, come è stato percepito nel corso del tempo, anche attraverso il ricordo e la memoria degli eroi che sono morti per noi. Di fatto è una giornata in cui ai ragazzi consentiamo una partecipazione attiva che miri soprattutto allo sviluppo di un pensiero critico, per far sì che essi possano analizzare, valutare e formare le proprie coscienze al meglio. È un'iniziativa in cui i ragazzi anche promuovono in qualche senso anche l'empowerment, perché si sentono in questo modo protagonisti del cambiamento, promuovono le loro competenze sociali e comunicative, perché attraverso questi interventi all'interno dell'Agorà riescono ad esprimere il proprio pensiero in maniera critica e riflessiva e a dibatterlo anche con i propri coetanei. Ma innanzitutto esprimono la cittadinanza attiva, che è quella che appunto consente loro di non solo conoscere il funzionamento delle istituzioni, ma anche di assumere la consapevolezza del ruolo che hanno nella società loro stessi. Devo dire che oggi la presenza del procuratore Di Leo è un privilegio per il nostro liceo, perché dibattere di questi temi con un procuratore per noi significa innanzitutto avere una figura autorevole presente, che coniughi autorità ed esperienza, una figura che possa dare, proprio perché è stato protagonista da un altro lato della barricata della storia del fenomeno mafioso, ma anche perché può dare non solo risposte certe, ma anche perché in qualche modo la figura di un procuratore è una figura che esprime determinazione, una figura che esprime resilienza, una figura che esprime impegno civico. Questo è il 23 maggio del Leonardo quest'anno. Poi mi ricordo, minuto per minuto il 23 maggio del 92, per passare a questo argomento. Mi ricordo cosa facevo quando io ho preso la notizia, stavo tornando dal mio primo interrogatorio come giudice delle indagini preliminari di una delle prime persone che avevo arrestato per omicidio sulla base delle dichiarazioni di uno dei primi collaboratori di giustizia, un soggetto di Vittorio, si chiamava Salvatore Dominante. Tornavo da quell'interrogatorio e venni raggiunto dalla telefonata della mia presidente di collegio, perché io facevo anche il giudice a latere nel collegio penale, la dottoressa Maria Agnello, grandissima magistrata agrigentina, una delle prime donne a vincere i concorsi in magistratura, che mi disse sconvolta per telefono quello che era successo, e io con la macchina che mi accompagnava ad Agrigento deviai e andai a Palermo. È inutile che vi sto a raccontare particolari, sono esperienze che segnano la vita di chiunque, ma nello stesso tempo ti formano. E abbiamo un grosso debito verso di loro, e questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, facendo il nostro dovere, rispettando le leggi, anche quelle che ci impongono sacrifici, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, collaborando con la giustizia, testimoniando i valori in cui crediamo, anche nelle aule di giustizia, accettando in pieno queste gravose e bellissime verità.